Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura, come di consueto, il bollettino diramato dalla Regione Calabria. Oggi 38 casi in più rispetto a ieri. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 2.141 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione sono 207, 38 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 1.934. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 13 in reparto, 8 in rianimazione, 26 in isolamento domiciliare; a Cosenza 27 in reparto, 3 in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare e 2 deceduti. A Reggio Calabria 18 in reparto, 5 in rianimazione, 47 in isolamento domiciliare, 2 guariti e un deceduto. A Vibo 6 in isolamento domiciliare, mentre a Crotone 13 in reparto, 24 in isolamento domiciliare e un deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 5.882, così distribuiti: a Cosenza 1.300, a Crotone 515, a Catanzaro 596, a Vibo Valentia 633, a Reggio Calabria 2.838. Le persone giunte in Calabria da zone a rischio che si sono registrate al sito della Regione sono ad oggi 9.827. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. E intanto il governatore della Calabria ha chiesto l'invio dell'esercito, scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, chiedendo di inviare sul territorio regionale unità delle forze armate a supporto delle forze dell'ordine, che già con grande sforzo organizzativo e di efficienza stanno garantendo il rispetto delle misure adottate su numerose aree del territorio. Sono tante le famiglie, continua il governatore Santelli, giovani, anziani e bambini calabresi, che stanno rinunciando alla propria quotidianità, alla propria libertà, per tutelarsi e tutelare chi sta intorno da questa emergenza. Ma sono ancora troppi coloro che trasgrediscono alle prescrizioni e alle ordinanze imposte, sia a livello nazionale che regionale, rappresentando davvero un serio pericolo per la diffusione del virus. L'obiettivo, conclude poi la Santelli, è garantire un maggiore controllo preventivo e una più intensa attività sanzionatoria, in particolare in quei comuni dove sono già in vigore particolari misure restrittive. Intanto a Cosenza, all'Annunziata, c'è una nuova vittima. Quarto decesso per coronavirus in Calabria, l'ultima vittima in ordine di tempo, un 80enne di Paola, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza dal 12 marzo scorso. Dall'azienda ospedaliera fanno sapere che il paziente presentava un quadro clinico già compromesso. Negli ultimi giorni le condizioni si sono aggravate, così l'uomo è stato trasferito in rianimazione, dove oggi è avvenuto il decesso. Si aggrava dunque anche nella nostra regione il bilancio delle vittime. Il primo decesso a Montebello Ionico, nel Reggino, la scorsa settimana, gli altri 2 ieri, uno a Cosenza, l'altro a Crotone. Infine questa mattina il quarto decesso per Covid-19 all'Annunziata di Cosenza. Pazienti che, secondo quanto si è appreso, sarebbero tutti entrati in contatto con persone provenienti da regioni del nord Italia. In questo modo, infatti, avrebbero contratto l'infezione, e preoccupa il numero dei contagiati nel crotonese. Pensate, questa mattina sono risultati positivi al coronavirus altri 45 tamponi e il numero di persone che hanno contratto il coronavirus è salito in poche ore a 84. Dati preoccupanti, si teme la presenza nell'area di un focolaio. Sotto osservazione quei comuni dove negli ultimi giorni si è registrato un rientro più massiccio dalle regioni del nord come Cutro. Secondo le statistiche, infatti, i contagi maggiori si registrano tra parenti, genitori di studenti e impiegati rientrati da Lombardia, Veneto e da altre zone del nord, focolaio di infezione. L'esigenza di uniformare ordinanze sindacali proprio in materia di coronavirus, il prefetto di Cosenza Cinzia Guercio ha tenuto una riunione proprio sull'emergenza, alla quale hanno partecipato il presidente della provincia di Cosenza, il sindaco del comune di Cosenza, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, il dirigente del Dipartimento Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, il comandante provinciale dei Vigili
del fuoco. Adesso una denuncia che arriva dai commissari delle aziende sanitarie sia di Reggio Calabria che di Cosenza, dispositivi e ventilatori destinati agli ospedali calabresi inspiegabilmente sono stati bloccati e dirottati altrove. La gravità di quanto accaduto segnalato al governo. Mascherine e ventilatori polmonari destinati agli ospedali della Calabria, inspiegabilmente bloccati. La denuncia è dei commissari delle aziende sanitarie provinciali di Reggio e Cosenza. Cominciamo dalla città dello Stretto, dove attrezzature e salvavita sono state dirottate al nord. Noi abbiamo ordinato con una gara indetta il 10 e aggiudicata il 13 12 ventilatori polmonari. Purtroppo la ditta ci ha fatto sapere che non ce li può consegnare in quanto sono stati requisiti dalla Protezione Civile mediante gara Consip per destinarli in aree dove c'è più bisogno. Per cui noi abbiamo allestito da un punto di vista di struttura muraria una nuova terapia intensiva per il Covid, ma non la possiamo finire di attrezzare perché non abbiamo i ventilatori. Lo stop, quindi lo stesso destino per i dispositivi di protezione personale ordinati nella città dei Bruzzi. Avevo ordinato attraverso una ditta di Napoli 50.000 mascherine, un primo lotto di 25.000 dovevano consegnarlo addirittura martedì o mercoledì, poi hanno comunicato all'azienda che le avrebbero consegnate giovedì mattina, quindi ieri mattina. Ci hanno comunicato che la Protezione Civile è intervenuta direttamente in azienda e ha sequestrato tutte le mascherine, per cui noi ci troviamo in grossa difficoltà perché con i dispositivi di protezione individuale noi dobbiamo proteggere i cittadini malati, ma dobbiamo proteggere anche gli operatori. Io ho segnalato questo episodio al Ministero della Salute, l'ho segnalato alla Protezione Civile Nazionale, l'ho segnalato alla Protezione Civile regionale, ma io ad oggi non ho avuto risposta. In un momento molto particolare per la nostra regione, in cui è atteso il picco e i contagi, secondo alcune proiezioni, potrebbero schizzare oltre i 500 entro fine marzo, gli operatori sanitari possono restare senza dispositivi. Dobbiamo sperare che la Protezione Civile cominci ad attenzionarci e a farci le forniture che ci servono per far fronte anche noi all'emergenza. È ospite nel nostro telegiornale in diretta oggi alle 14:30 il primario di radiologia dell'Annunziata di Cosenza, il dottor Alfredo Zanolini. Sentiamo proprio uno stralcio del suo intervento. Noi abbiamo individuato un percorso dedicato per questi pazienti che giungono in tenda al pre-triage, vengono selezionati i pazienti affetti per Covid, con l'ambulanza vengono accompagnati direttamente a questa tecnica che abbiamo dedicato esclusivamente ai pazienti e in pochi minuti possiamo ottenere la diagnosi. Dall'inizio della crisi, cioè dal 10 marzo, oggi abbiamo effettuato 60 TAC, di cui 26 positive confermate dal tampone e 5 sono in attesa di conferma col tampone. Il vantaggio è che la sensibilità della TAC è altissima, il 96% dei pazienti affetti da polmonite da virus vengono individuati, quindi non si deve attendere comunque, si attende la conferma del tampone, però sono già pazienti che vengono mandati direttamente in malattie infettive ed evitano di effettuare altri giri in altri posti per potrebbe poi ovviamente contaminare. Con questo tipo di percorso, che è un percorso molto costoso rispetto ad altre realtà anche del nord, dove non si riesce a fare un attacco a tutti i pazienti avendo una sola apparecchiatura, perché poi andrebbe poi sanificata, per cui nel caso di arrivo per esempio di un'urgenza dovrebbe attendere. Noi invece siamo riusciti, avendo più apparecchiature, a dedicare questa attacco esclusivamente a questi pazienti. Questo ha consentito di abbreviare moltissimo il percorso e di evitare delle contaminazioni. Senta, il percorso come viene eseguito? Quali passaggi necessitano? Necessita di un'ambulanza dedicata che il 118, grazie al 118 ci ha fornito dalle 8 alle 16, che è ferma davanti alla tenda per i pazienti che giungono
autonomamente al pronto soccorso, dalle 16 parte per reperibilità. Questa ambulanza è proprio dedicata ad accompagnare i pazienti dalla tenda alla TAC. Se la TAC è positiva, il paziente viene portato direttamente in malattie infettive, se la TAC è negativa viene riaccompagnato, in modo da evitare contaminazione. Non fa il percorso all'interno dell'ospedale, ma tutto il tempo. Senta, dottor Zanolini, questa soluzione di esame attraverso la TAC riduce notevolmente i tempi dell'accertamento del coronavirus, del paziente che ha coronavirus, quindi si procede immediatamente a somministrare le cure necessarie? Beh, le cure poi vengono decise con calma nel reparto. Quello che è importante è che il paziente esaminato con l'esame TAC, quando è sospetto per Covid, finora abbiamo avuto conferme del 100% di tutti i casi sospetti, sono poi stati confermati, comunque evita di rimanere in attesa del tampone, la cui durata di esecuzione va dalle 4 alle 6 ore, però se il paziente giunge di notte deve aspettare la mattina. Per cui comunque sicuramente evita di dover tenere questi pazienti in isolamento in attesa del tampone. Si riduce, è una diagnosi immediata, è una diagnosi precisa e immediata. Senta, dottore, l'immagine che stiamo vedendo è, come dire, è di un paziente positivo al coronavirus? Sì, quelle immagini che vedete sulle immagini TAC, con le opacità sfumate, è il tipico pattern che noi troviamo nei pazienti affetti da Covid. Quello è un caso positivo. Sì. In tutta quella procedura che voi avete visto c'è il paziente che viene trasportato in barella, tutti sono bardati, il nostro tecnico è pure ha i suoi dispositivi di sicurezza personale, che poi cambierà ogni volta se il paziente è positivo e per metterne uno nuovo in caso di un nuovo paziente, per evitare la contaminazione degli operatori anche. Dottore, grazie, le auguriamo buon lavoro e vi diciamo tutti quanti noi: resistete, andate avanti, siete la nostra speranza. Abbiate fiducia e restate a casa, noi restiamo in corsia. Le 905 mascherine sequestrate dalla Guardia di Finanza nei giorni scorsi sono state consegnate agli ospedali di Catanzaro e Lamezia Terme. A Cosenza mancano i dispositivi di protezione. Abbiamo lanciato l'appello affinché vengano donate e consegnate direttamente in ospedale. La procura di Lamezia Terme ha disposto che le mascherine sequestrate nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza vengano consegnati agli ospedali di Catanzaro e Lamezia Terme. Si tratta di un carico di 905 presidi indispensabili per chi lavora in corsia, scoperte dai finanzieri in un supermercato della città della Piana. Le mascherine dal costo di 35 centesimi venivano rivendute a 11 o 13 euro a secondo del formato delle stesse, con ricarichi pari al 2142%. Dal Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme l'autorizzazione alla vendita a valore di mercato, dunque pochi centesimi, di 654 dispositivi di protezione individuale a favore dell'azienda pugliese Ciaccio di Catanzaro e le restanti 246 del presidio ospedaliero unico di Lamezia Terme. Il decreto emesso dal procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Salvatore Curcio e dal sostituto procuratore Emanuela Costa per contrastare le possibili e odiose speculazioni. Vista l'emergenza in atto, continuano i controlli della polizia tributaria in farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali. Al momento nei reparti si lavora con difficoltà e di questa mattina l'avviso fatto circolare dalla divisione di malattie infettive di Cosenza, diretto dal dottor Antonio Mastroianni, che chiede a chiunque abbia la possibilità di donare mascherine, calzari, apparecchiature elettromedicali di consegnarli direttamente in reparto e aggiunge: sono urgenti. L'appello rivolto soprattutto ai medici e ai farmacisti affinché aiutino gli angeli in prima linea. Speriamo siano in tanti a rispondere alla richiesta dell'ospedale hub della Calabria settentrionale. Dicevamo ordinanze più stringenti da parte dei sindaci da Cassano a Trebisaccia, diciamo che su tutto il territorio regionale, a Lamezia per evitare passeggiate e sport all'aria aperta. Sentiamo proprio la disposizione del primo cittadino Mascaro.
Chiusi gli spazi pubblici alla Lamezia, lungomare, villette e spiagge, vietato praticare sport all'aperto, lo ha deciso il sindaco Paolo Mascaro nell'ordinanza pubblicata ieri ed oggi chiarisce in un videomessaggio i contenuti del provvedimento. Deve essere chiaro che anche e soprattutto in questo fine settimana chi pensava di poter andare a mare deve chiaramente evitare di fare ciò. Allo stesso modo sono state chiuse le villette comunali e tutti gli spazi verdi ed è impossibile sedersi su panchine, pedane, sedute di qualsiasi genere che siano poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È vietato praticare sport all'aperto e questo sia in forma aggregata e sia in forma individuale. L'unica eccezione per poter praticare sport all'aperto è il caso nel quale vi sia prescrizione medica che ritenga indispensabile lo svolgimento di attività sportiva quotidiana. Per quanto riguarda poi la spesa, è consentito farla esclusivamente in forma individuale e deve essere effettuata nell'esercizio commerciale più prossimo alla propria abitazione. Per quanto riguarda poi la possibilità di poter portare fuori il cane per quelle che possono essere le visite veterinarie o le esigenze fisiologiche, con riferimento a quest'ultimo aspetto si chiarisce che può avvenire solo in forma individuale e deve essere comunque ciò ottemperato nel perimetro di 200 metri dalla propria abitazione. E sono 4 i casi di Covid-19 a Santo Stefano di Rogliano, positivi anche una madre e una piccola di poco più di un anno. Si temono i focolai in Calabria, così come accaduto in altre regioni d'Italia e dopo San Lucido e Montebello Ionico la situazione contagi preoccupa di ora in ora, anche nel Savuto, dove a Santo Stefano di Rogliano si registrano ad oggi 4 casi accertati, oltre ai 2 militari ricoverati all'Annunziata. Nelle ultime ore una bimba di poco più di un anno e la mamma della piccola sono risultate positive al Covid-19 e ci sarebbe una terza persona tenuta sotto osservazione, sempre dello stesso nucleo familiare. Attualmente abbiamo 2 nostri concittadini, come sappiamo, ricoverati da domenica scorsa presso il reparto malattie infettive di Cosenza con stato di salute stazionario e altre 3 persone sempre appartenenti allo stesso nucleo familiare in quarantena, sempre controllati con un controllo quotidiano degli stessi. Attualmente stanno bene. Vengono chiamati 2 volte al giorno, vigilate con le autorità preposte. Questo naturalmente ci spinge a fare ancora di più e meglio. Noi con le nostre forze, perché è una piccola realtà, ma come del resto tutti i piccoli comuni e non solo, stiamo vivendo un momento storico mondiale che è sotto gli occhi di tutti. Dipende tutto da noi. Tutto e solo da noi, dobbiamo salvaguardarci noi per salvare gli altri. Restiamo a casa perché non abbiamo motivo di uscire. E a Cetraro la situazione preoccupa soprattutto dopo il contagio di un operatore sanitario. Sindaco Ita, allora una misura ulteriormente restrittiva, quella da lei pubblicata nei giorni scorsi a Cetraro. La situazione qui è sotto controllo, così come lo era prima, ma siccome è una battaglia, è una guerra che la si vince con i nostri comportamenti, per cui l'eliminazione delle libertà, così come qualcuno ha chiamato, è indispensabile in questa fase cruciale, perché ci troviamo di fronte ai prossimi 10 giorni fondamentali e vitali per l'evolversi della pandemia qui in Calabria. Lei è sindaco di una struttura che si appresta a diventare, lo speriamo un po' tutti quanti, punto Covid-19. La struttura in termini di professionalità, di dimensionalità, è capace di poter ospitare un centro Covid, perché ha gli spazi e poter separare perfettamente le aree, in modo tale da poter svolgere l'attività in assoluta sicurezza. Ancora siamo in una fase iniziale di un processo e questa fase iniziale vede purtroppo ancora la Calabria e i nostri presidi sprovvisti
delle cose essenziali che sono le protezioni che devono avere gli operatori. Ancora mancano un'organizzazione e la capacità di assumere personale per poter rispondere meglio alle esigenze che allo stato attuale sono solo esigenze del triage. Sono stati fatti i percorsi riservati per le TAC, per quello che serve per la diagnostica, ma ahimè ci troviamo di fronte alla mancanza di presidi personali che sono fondamentali per evitare che possa succedere quello che è successo di Esecaccio. Dicevamo in apertura la richiesta dell'esercito da parte della governatrice Santelli. Adesso c'è una nuova ordinanza da parte della Regione. Fino al 3 aprile in tutta la Calabria sono consentiti esclusivamente gli spostamenti individuali temporanei con comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ovvero le esigenze primarie delle persone svolte nel tempo strettamente indispensabile. Nell'ordinanza è contenuto proprio un riferimento agli spostamenti con gli animali da affezione, le uscite per gli acquisti essenziali e di quelle anche per i farmaci, che dice vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente a nucleo familiare. L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute o di lavoro secondo quanto indicato. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto anche in forma individuale. Ora ci spostiamo a Reggio Calabria, sentiamo le ultime dal nostro corrispondente. Dunque, per quanto riguarda Reggio Calabria e provincia, la situazione è quella che viene cristallizzata dai bollettini diramati dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera provinciale, dall'azienda sanitaria provinciale della città dello Stretto. Ma ci sono altre situazioni che naturalmente meritano di essere approfondite, ad esempio l'organizzazione di una palazzina, come è stato annunciato peraltro nei giorni scorsi al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, che sarà operativa a brevissimo, e quindi sarà proprio un modo per gestire adeguatamente coloro che risulteranno positivi al Covid-19 e quindi dovranno sottoporsi a delle cure. Qualcosa di simile sta avvenendo anche all'ospedale di Locri, dove un'ala del nosocomio sarà interamente operativa per gestire le situazioni come appunto quella in corso purtroppo, quindi per gestire i casi di Covid-19. Continuano gli appelli a rimanere a casa e uscire proprio in casi di estrema necessità. E a proposito di appelli, sentiamo quello lanciato dal professore dell'Unical Francesco Aiello per arginare l'avanzata del virus in Calabria. L'appello è quello di farsi promotori di una campagna Calabria Sicura, facendo dei tamponi mirati a persone esposte. Quindi noi sappiamo che c'è una fascia di persone che ancora è a rischio, che sono esposte perché fanno attività al pubblico, e quindi queste persone dovrebbero essere monitorate in maniera quasi regolare. E poi farei dei tamponi anche mirati a persone che sono rientrate dal nord, che probabilmente sono la fonte maggiore del contagio che stiamo osservando non solo in Calabria ma nel Mezzogiorno. In più cercherei anche di ragionare per creare un campione rappresentativo della popolazione, per fare dei campioni ripetuti nel corso del tempo, tipo 10-15 giorni, in maniera tale da avere una mappa dinamica dell'evoluzione del contagio in Calabria. Si può fare perché esistono già dei kit molto flessibili, molto dinamici, e ci sono anche delle tecnologie a supporto di queste nuove forme di rilevazione del contagio. Quindi si tratta un attimo di fare un po' di pressione sociale affinché i responsabili della politica sanitaria in Calabria si facciano, come dire, portavoce di questa istanza. È un'istanza di sicurezza, di giustizia sociale. La Calabria deve riprendere a lavorare, ma deve lavorare in sicurezza, perché non è possibile stare infinitamente fermi, e non sappiamo per quanto tempo ancora, anche perché la curva del contagio che stiamo studiando con i dati che rileviamo dalla Protezione Civile è ancora in una fase di espansione, è approssimata da una curva esponenziale e non sappiamo quando cambierà andamento, quindi siamo molto esposti al rischio.
Quindi gli studi che avete fatto consigliano questo tipo di atteggiamento per cercare di arginare, frenare, bloccare l'avanzata? Beh, sicuramente sì. I dati, anche tra ieri e oggi, c'è una crescita molto sostenuta dei nuovi contagi, e quello che noi dobbiamo evitare è che la pressione sulle strutture sanitarie in Calabria aumenti, perché non siamo in grado di offrire servizi sanitari, risposte sane, risposte concrete, così come si fa in altre regioni, le quali anche queste regioni stanno soffrendo moltissimo. Quindi noi dovremmo molto semplicemente tentare di arginare il contagio con misure di prevenzione, e la prevenzione si può fare attraverso il monitoraggio dei nuovi contagi, attraverso una campagna di tamponi mirati. E muore travolto da un trattore agricolo un uomo di 40 anni a Lamezia Terme. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Cerisano si blinda, il sindaco Lucio Di Gioia ha emesso un'ordinanza per non consentire l'accesso in paese ai non residenti se non per i motivi previsti dal decreto governativo, ossia di lavoro, di salute oppure per assistere un anziano. Vietato fare anche sport a tutte le ore, attività sportive consentite solo dalle 6 alle 8 di mattina. Parametri governativi rafforzati, considerato che in paese al momento, sottolinea il sindaco, non c'è alcun caso di contagio. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dei due fratelli di origine calabresi residenti in Sardegna, scomparsi il 9 febbraio scorso, i carabinieri hanno fermato con l'accusa di duplice omicidio 2 persone, padre e figlio di 57 e 27 anni, ad inchiodarli una traccia di sangue sulla portiera della loro auto. All'origine del duplice omicidio ci sarebbero vecchi attriti tra i due nuclei familiari che hanno i terreni confinanti. Devastano e rapinano la reception di un hotel. La polizia di Cosenza ha arrestato 2 fratelli, un 28enne con precedenti penali finito in carcere e un 26enne per il quale sono stati disposti domiciliari. I fatti risalgono allo scorso mese di dicembre. I due, brandendo un bastone, hanno fatto irruzione nella struttura, minacciando un dipendente e facendosi aprire la cassa. Dopo aver devastato la reception e preso il bottino, si sono dati alla fuga. Le indagini della polizia hanno consentito di ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Sorpreso a bere birra su una panchina, ha aggredito i carabinieri impegnati nei controlli per contrastare il contagio da Covid-19. L'uomo, un 52enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Catanzaro per violenza e resistenza pubblico ufficiale e denunciato per essersi allontanato dalla propria abitazione senza nessuno dei motivi previsti dalla normativa. A Pesca, nonostante i divieti imposti alle misure contro il coronavirus, per questi carabinieri della stazione di Pizzo Calabro hanno denunciato un uomo per violazione dell'articolo 650 del decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per pesca di frode esercitata in area protetta. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Continua la fase stabile soleggiata sulla nostra regione, ma nel corso della giornata di sabato si avvertiranno i primi segnali di cedimento dell'alta pressione e le temperature continueranno ad essere più o meno in linea con le medie stagionali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalla Calabria meridionale in estensione sul resto della regione. Temperature in leggero aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari poco mossi con moto ondoso in aumento durante la giornata e venti che spireranno tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.